Buongiorno Notizia. 5 minuti dopo le 9, ancora buongiorno, bentrovati a quanti si sono messi soltanto adesso all'ascolto di Buongiorno Notizia, e noi apriamo questa nuova ora di informazione a Studio 90 Italia con un gradito ospite, il primo del 2018 a Buongiorno Notizia, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno. E allora il Codacons è iniziato il nuovo anno, è subito in trincea perché c'è subito una battaglia da affrontare, ed è quella che da ieri prevede nei supermercati l'obbligo di usare sacchetti a pagamento per imbustare frutta e verdura. Cosa accade, avvocato? Sì, precisamente nel decreto legge Mezzogiorno dell'agosto di 2017 è stato introdotto all'ultimo istante, direi, un emendamento che prevede questo obbligo dei sacchetti in parte biodegradabili, con l'obbligo per i supermercati che li mettono a disposizione di farli pagare, pena il pagamento di una sanzione salatissima fino a 100.000 euro. Quindi il supermercato non può esimersi dal far pagare queste buste? No, non può esimersi, e ogni bene di consumo deve essere imbustato con una busta diversa. Il prezzo, anche lì rischio di speculazione altissima perché non è regolamentato dal decreto, quindi potrebbe essere da 2-5 centesimi al sacchetto, ma le speculazioni sono possibili perché, tra le altre cose, l'azienda che produce questi sacchetti, abbiamo scoperto, in realtà è un'azienda del nord, e anche lì un'altra beffa, se vogliamo dire, perché il provvedimento inserito nel decreto del Mezzogiorno, che dovrebbe agevolare il Mezzogiorno, va a avvantaggiare esclusivamente un'azienda del nord, precisamente il Piemonte, Novara. Questa azienda quindi mette a disposizione questi sacchetti, ma non ha obblighi sul prezzo, quindi potrebbe regolamentare, potrebbe aumentare il prezzo a piacimento. Gli utenti non possono portare da casa, quindi i consumatori non possono portare a casa sacchetti o altri mezzi per imbustare o riciclare sacchetti, quindi sono obbligati a utilizzare quello messo a disposizione dal commerciante, dal supermercato. E sono obbligati quindi a pagare quella che noi definiamo una tassa occulta, che va a incidere, stimiamo, 50 a 100 euro all'anno a famiglia. Ecco, infatti voi avete fatto questa stima dai 20 ai 50 euro all'anno a famiglia. Sì, 50, potrebbe anche essere di più perché, ripeto, le speculazioni sono possibili con quelli che sono i prezzi che attualmente potrebbero essere dei sacchetti in parte biodegradabili. Sarebbe questa la cifra, ma le speculazioni sono possibili proprio perché, ripeto, c'è un'azienda che di fatto in regime quasi di monopolio gestisce la produzione di questi sacchetti e non c'è una regolamentazione del prezzo. La legge non stabilisce un tetto al costo di questi sacchetti. Voi come Codacons, annuncia anche il vostro segretario nazionale Francesco Tanasi, avete già inviato un'istanza d'accesso al Ministero dell'Economia per conoscere tutti i dettagli di questa norma che continuate a definire ingiusta. Sì, norma che consideriamo ingiusta, che sarà impugnata dal Codacons nelle sedi più opportune. Il Codacons ha intenzione di intraprendere una battaglia anche su questo fronte a difesa dei consumatori e che sarà mal tollerata anche dai consumatori perché sarà percepita sicuramente come un'ulteriore tassa ingiusta da sopportare. Insomma, avvocato, quelli che pagano alla fine sono sempre i tartassati consumatori in ogni modo. Sì, purtroppo i consumatori sono spremuti. L'anello anche debole. Nel 2018 tra i nuovi balzelli c'è anche questa ulteriore tassa occulta e bisogna far fronte comune e cercare gli strumenti per combattere quella che è un'ulteriore ingiustizia del 2018. E appunto il Codacons, dicevamo ad inizio collegamento, è già in trincea per affrontare questa nuova battaglia. Parleremo di tante altre battaglie che sono condotte da questa associazione a difesa dei consumatori con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, dirigente dell'ufficio legale del Codacons Sicilia. Restate quindi con noi. Buongiorno Notizia. 17 minuti dopo le 9 torniamo in studio con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella dell'ufficio legale del Codacons Sicilia, e con lui parliamo delle nuove battaglie che attendono il Codacons per l'anno appena avviato nel 2018, soprattutto sul fronte della salute pubblica.
Sì, sul fronte della salute pubblica ci sono importanti iniziative e battaglie del Codacons in programma anche per il 2018, sono state già presentate in occasione dello scambio degli auguri quest'anno l'iniziativa Le Sentinelle della Salute in collaborazione con l'associazione di volontariato Voi che saranno diciamo, un monitoraggio continuo della situazione degli ospedali, della salute pubblica, quindi della sanità. Ma anche le iniziative saranno nel campo dei farmaci, quindi la sicurezza dei farmaci, tra cui un'importante fetta anche quella dei vaccini, la sicurezza dei vaccini per cui si batte da tempo il Codacons, per la libertà di scelta, per esami prevaccinali obbligatori. Molte altre iniziative sono anche nel settore della telefonia, del televisione a pagamento, quindi sappiamo che c'è questa sanzione dell'Agicom nei confronti di TIM, Vodafone, Wind, Fastweb per la fatturazione a 28 giorni. C'è una sanzione che è sicuramente giusta nelle intenzioni di 1,16 milioni di euro per ogni operatore per aver applicato dal 2015 questa fatturazione a 28 giorni, ma che nella pratica risulta essere del tutto inefficace, fa solo il solletico agli operatori, in quanto solo negli ultimi 2 anni si calcola che il ricavo, il fatturato delle aziende sia stato di circa 2 miliardi di euro a fronte di 1,16 milioni di sanzioni. Dicevamo prima fuori onda, c'è stata una diffida prima, poi c'è stata la sanzione, nonostante ciò le compagnie telefoniche non hanno ottemperato e in qualche caso hanno addirittura annunciato un aumento del prezzo delle tariffe, diciamo. Sì, i ricavi sono esorbitanti, sono enormi per le aziende e quindi le sanzioni sono del tutto inadeguate a far fronte a questo abuso, diciamo, perché si trasforma praticamente da 12 a 13 i mesi di fatturazione, quindi i ricavi sono enormi, però il Codacons chiaramente dà battaglia anche su questo fronte, invita gli utenti a chiedere rimborsi per le annualità per cui hanno pagato la fatturazione a 13 mensilità piuttosto che a 12, anche con l'assistenza appunto del nostro ufficio legale. Quindi si possono fare delle vere e proprie class action o no in questo caso? Sì, ma allo stesso tempo consigliamo chiaramente di inoltrare inizialmente una richiesta di rimborso individuale, fare un'istanza anche davanti ai Corecom regionali, attraverso anche l'assistenza del Codacons, chiedere appunto il rimborso per tutte le mensilità che sono state pagate in più, ripeto, dal 2015, anno in cui sono iniziate appunto le fatturazioni a 28 giorni. Avvocato, parlavamo all'inizio di Sentinelle della Salute, in cosa consistono? È una figura nuova, dicevamo, di cosa si occuperà? Sì, Sentinelle della Salute sono quindi dei volontari che operano già da tempo nell'ambito degli ospedali come servizio di assistenza e di supporto anche al personale medico ospedaliero, che adesso collaboreranno con il Codacons anche per segnalare eventuali inefficienze, disfunzioni, abusi nei confronti dei pazienti. Sappiamo che il settore della sanità è purtroppo molto a rischio, delicato in Sicilia, oltre che anche nel resto del paese, e quindi queste sentinelle saranno una spina nel fianco anche nei confronti della sanità pubblica per incentivare il miglioramento dei servizi e un importante servizio anche per il Codacons, che riuscirà attraverso queste sentinelle della salute, come sono state denominate, a capire, individuare immediatamente laddove ci sono delle forti criticità nell'ambito della sanità pubblica e intervenire con vari strumenti più opportuni. Restiamo ancora in studio con il nostro ospite, l'avvocato Carmelo Sardella, che ci sta dando come al solito notizie importanti sul fronte della difesa dei consumatori, e quindi vi aspettiamo, restate con noi, intanto linea alla regia.